Avete bisogno di un nuovo colore di capelli? Non sapete che nuance scegliere per l'autunno? Venite a ispirarvi da noi, soprattutto grazie al Liquid Ambar. Siamo lungo il Viale delle Rose, in particolar modo siamo vicini alla Vasca delle Ninfe Rosse. Oggi è una giornata tipicamente autunnale, ma proprio con questo grigio emergono meglio i colori. E qual è la stagione migliore per i colori soprattutto delle piante? E soprattutto, quali sono le piante più appariscenti in questo momento della stagione qui al parco? Una pianta per eccellenza veramente molto 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 colorata è il Liquid Ambar, è alle mie spalle, è una pianta che arriva dal sud-est dell'America ed è una pianta che ornava i giardini già nel 600, pensate, una pianta che cresce molto, può superare i 40 metri. Ha una foglia simile al lacero, per cui una foglia palmata, verde scuro, e poi si colora prima di giallo, poi di ambra, poi di arancio, poi di rosso, fino a un rosso vinaccia, ma la caratteristica è che questi colori sono addirittura sullo stesso ramo. Infatti se poi ci avvicineremo, li troveremo su un unico ramo. È una pianta il cui nome è stato dato da Linneo nel 1753. Linneo è stato un grandissimo classificatore delle piante, anzi direi per eccellenza il classificatore, e il suo nome specifica proprio la sua qualità, liquida ambar, cioè ambra liquida, perché incidendo la sua corteccia, non fatelo al parco, esce un liquido bruno abbastanza denso che bruciato, lo sapevano già i Maya nel 500, rilascia un odore di incenso molto particolare e quindi la sua ambra ha un profumo intensissimo. È un albero molto utilizzato sempre negli Stati Uniti, è una pianta che dopo la quercia viene usata in tutte le sue parti per fare tantissime pannelli, piuttosto dei mobili, piuttosto che i pavimenti. Qui al parco ce ne sono tanti, anche qui si potrebbe aprire una caccia al liquid ambar e in questo periodo sono assolutamente evidenti perché dove trovate una fiammata rossa alta, attenzione più alta degli aceri, sicuramente è la pianta, questa pianta meravigliosa. I tesori d'autunno. Quando si passeggia nel parco, sotto gli alberi si trovano veramente dei ricchi bottini in questo periodo. Se amate il bricolage, se amate seccare le foglie, metterle tra i giornali, questo è il momento migliore in assoluto. Non solo, anche se amate fare delle ghirlande, dei centri tavola. Il liquid ambar è facilmente riconoscibile perché ha questi frutti, queste capsule che contengono i semi, che in primavera sono verdi, brillanti e che poi si seccano, vedete, cadendo a terra con queste punte, sembra quasi un piccolo pianeta in miniatura. E, li trovate sulla pianta, trovate sia quelli della primavera, quelli verdi, brillanti, sia questi secchi che li trovate per terra, quindi se volete venire a fare una caccia ai tesori, questo è un momento veramente molto suggestivo.